volevo ringraziare questi due pazzi che hanno realizzato l'ennesimo miracolo. Per chi non li conoscesse, loro sono seduti qui dietro e prima di presentare, insomma, di fare tutta questa kermesse di artisti che comunque questa sera saranno qui presenti, vorrei fare veramente forte, ma forte l'applauso a questi due pazzi scatenati da catena, i Calandra e Calandra. Loro che tutto possono, loro che riescono a realizzare l'irrealizzabile, loro che fanno veramente quello che io non sono in grado di fare, ma neanche, non sostengo neanche nessuno di noi. Quindi io inizierei, ragazzi, perché la serata è frizzante, abbiamo tante cose da fare e poi dobbiamo, ovviamente siamo qui per vedere non solo il concerto dei ragazzi, ma vedere questa creazione, questa ultima creazione in casa Calandra e Calandra. Quindi iniziamo con queste meravigliose creature che sono qui presenti già da un po' e quindi loro fanno parte della palestra Budokan di Partinico e loro questi sono strepitosi bambini che balleranno una coreografia proprio su una delle creazioni dei Calandra e Calandra, che è la Taranta dello Spicchio, vero? Applauso a loro! Stipo e piglio spicchio, chiuio stipo e poso spicchio, piglio spicchio e grabo stipo, poso spicchio e chiuio stipo. Usavo lo spicchio d'aglia sopra la tovaglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più, l'abbiamo posato vicino alla bottiglia d'olio, lo spicchio d'aglia ora non c'è più. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa giovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa giovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Adino chiune cugliano, cuttone, cuttone cuglia, cercano cuttia, cuttone cuglia. Adino chiune cugliano, cuttone, cuttone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Adino chiune cugliano, cuttone, cuttone cuglia, cercano cuttia, cuttone cuglia. Adino chiune cugliano, cuttone, cuttone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Fare la moglie, a chiamare la raniglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più, abbiamo dato puro tutta la famiglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Adino chiune cugliano, cuttone, cuttone cuglia, cercano cuttia, cuttone cuglia. Adino chiune cugliano, cuttone, cuttone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Adino chiune cugliano, cuttone, cuttone cuglia, cercano cuttia, cuttone cuglia. Adino chiune cugliano, cuttone, cuttone cuglia, lo spicchio d'aglia non si trova più. Cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca, cerca l'aglia, tagliamo in sulla paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è.
Che si senta forte l'applauso per queste meravigliose creature. Bravi, brave, 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 brave. Grazie ragazze, grazie davvero. Quindi abbiamo iniziato veramente alla grande. Adesso è finalmente il momento di vedere all'opera, perché loro sanno organizzare le cose in maniera incredibile, no? Però in realtà loro fanno i musicisti, no? Fanno i compositori, fanno i cantanti, fanno questo mestiere, no? E quindi io personalmente non li vedevo così in formazione da tanto tempo, no? Quindi sono davvero felice di presentare questa sera per voi, per noi, signore e signori, i fratelli Calandra! Grazie, grazie. Questa sera per noi vuol dire ripartire da dove ci eravamo fermati 2 anni fa e quindi godiamoci questa serata. Godiamoci questa serata. Vai. Arancia, arancia, aranci, quavi guai si li chianci, fungipate dei granci, spenassai nenti manci. Ci sono le mucuni, figu persi che miluni, dimmi se non è così, e dillo se non è come ti dico, e dillo se non è come ti dico io, e dillo se non è come ti dico io, dimmi se non è così, vero è, vero è, qua vili denari campa sempre felici e quei con navi sordi perdi pure l'amici, l'amicizia non si mantiene, si lo piatto un va e vieni, dimmi se non è così, e dillo se non è come ti dico, e dillo se non è come ti dico io, e dillo se non è come ti dico io, dimmi se non è così, vero è, vero è. Grazie.
E mi permetto di farlo adesso, no? Anche perché un ringraziamento in musica è sempre più bello. Noi volevamo ringraziare, onde evitare comunque di dimenticare qualcuno, tutte le aziende, tutte le persone che comunque si sono spese per la realizzazione di questo videoclip. È stato un lavoro faticoso, è stato lunghissimo, ma grazie a voi siamo riusciti, come dire, a ultimarlo. E quindi volevo ringraziare tutte le aziende, volevo ringraziare la VLS Solution che sta facendo la proiezione di Emanuele Noto di Palermo, la Tilt Up che sta facendo anche la diretta sui nostri canali social, quindi si possono collegare anche i vostri amici, i vostri parenti, avvisateli, perché sul nostro canale Facebook e YouTube sta andando in onda la diretta. Poi ringraziamo la BPM Service per il service audio e luci. Ringraziamo la Via Vivaldi che ci ha permesso di poter realizzare questo videoclip. Siamo stati 2 mesi chiusi qua per ultimare il video. Ringraziamo All The West, il maneggio di Rosario Accurso, che ci ha permesso anche di girare il video con i cavalli e tutte le attrezzature necessarie. Ringraziamo Ottica Focus che ci ha sempre aiutato in qualsiasi nostro evento, in qualsiasi nostro video, in qualsiasi manifestazione. Questo video è realizzato anche grazie a Ottica Focus e grazie anche a Fred Nicotra, che salutiamo perché ci sta seguendo da New York, che è un nostro, come dire, sostenitore in tutto quello che facciamo. Quindi grazie. Vero è, vero è. Dimmi se non è così, Ari Ario. Dimmi se non è così, dimmi se non è così. Vero è. Sì, grazie. Allora, Giacomo, lo facciamo forte, un applauso per i ragazzi! È perché loro sono congelati, capite? Erano messo lì che ci hanno aspettato per tanto tempo, no? Allora, è chiaro che questa sera noi, adesso tutti quanti abbiamo il telefonino, quindi più tardi, per chi già non lo ha fatto, vogliamo che vi colleghiate ovviamente con le pagine ufficiali dei ragazzi e quindi mettete like per seguire la pagina, che questo è importante, anche perché lì ci sarà modo di poter vedere il video che proietteremo più tardi e tutte le produzioni che ovviamente riguardano i Calandra e Calandra. Quindi, Ivan Fiore, per favore. Ma perché stai facendo così? Si sente, no? Allora, io adesso vorrei, qui sul palco, vorrei una persona seria, una persona di un certo tipo. Adesso, ovviamente, l'età è chi da chi è, nel senso, qua ragazzini ce ne sono pochi, no? Allora, quanti di voi si ricordano i ragazzi della terza C? Quanti? Sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani! Allora, chi era il più bello, il più simpatico? Che c'entri tu? Ma che c'entri tu? No, ma che c'è? Ma tu, i ragazzi della terza C, tu manca a scuola, ma che c'è? Non c'è. Allora, il più bello, il più simpatico, come si chiamava? Ve lo ricordate? Come? I ragazzi della terza C, il personaggio, come si chiamava? No. Come? Ma stai zitta. Allora, lui era Bruno Sacchi. Quindi quanti di voi se lo ricordano? Lui in realtà è Fabrizio Bracconeri. Forte l'applauso! Per me è veramente un onore, cioè io ho coronato un sogno, no? Allora, oh bravo, io volevo dire io, ma tu hai la licenza per farlo. Allora, io ho avuto anche la fortuna di partecipare in trasmissione, ho fatto forum, ho fatto quelle cose insomma lì e ho avuto modo di poterlo conoscere, ma lui non si ricorda perché avrà fatto 10.000 puntate di forum, quindi non può ricordarsi di me. Quindi per me è veramente un onore e una fortuna oggi conoscerlo, stare qui, mi sono fatto anche il selfie e io me lo conservo gelosamente. Signori, volete cambiare la sicurezza e vi portate via questo qua? Avete scassata la minchia. 2 bambini. Allora, innanzitutto volevo
non sono sorpreso dalla loro bravura, da Maurizio e Peppe, perché devo dire, ti rubo il microfono un attimo, però ci sono 3 cose che qui mi hanno incuriosito stasera. Voglio magari che voi... Allora, la prima è la cantante, bravissima. Arianna. La seconda cosa che mi ha stupito, i sponsor, 500, manca a Sanremo ce n'hanno così tanti. La terza cosa che mi ha stupito è questo. Ma tu che cazzo di strumento suoni? Mi fai capire che suoni? Cioè non, Una presa per culo. Dillo in italiano, eh? non si può dire. Fammi vedere. Occhio dove batti. No, ammazza, ti sta così. Dammi un po' il frustino là. Com'è? Si può aprire il Caillon? Lo dico io. Con la A? Caillon. 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 Mi dai un Specifichiamo. attimo questa? E qui è il tocco di classe. Ti voglio fare una confidenza. Non si sente niente. C'è il microfono forse chiuso. Lo sentite voi sto suono? Perché i musicisti veri dicono non è l'importanza, la grandezza dello strumento, Ma come suona? Esatto. Lo dice pure tua moglie questo, vero? Bello. No, scherzo. Qui c'è il somarello, un sciccareddo, che è il portafortuna loro. Allora io voglio dire una cosa. La nostra categoria, qui vedo che ci sono molti colleghi, è la categoria che è stata massacrata più di tutti. Bisogna dire la verità. Gli artisti sono stati penalizzati. Ieri ne hanno fatta un'altra. Portiamo le mascherine al chiuso. Perciò chi va al teatro, al cinema, ancora sta mascherina. Non ce la faccio più, ve lo giuro. Cerchiamo almeno di aiutarsi, andiamo al cinema, andiamo al teatro, andiamo a vedere i spettacoli, perché ora qualcuno magari è fortunato, ha fatto tanta televisione, anche se non siamo tutti Bonolis o Gerry Scotti, però magari chi ha guadagnato abbastanza bene se lo può permettere di stare un anno e mezzo senza lavorare, ma ci sono artisti che non guadagnano tutti questi soldi per poter vivere tutto l'anno stando a casa. Perciò andiamo a teatro, andiamo al cinema, diamo una mano alla categoria, perché non è fatta solo di chi sta sul palco, c'è pure molta gente dietro che monta le luci, che fa il tecnico, che fa il fonico, che scarica, carica, mette le sedie. Oh. Ma ascolti quando uno parla? Sì, è professore. Che insegni? Matematica. Ecco, come ti insegniamo l'educazione? Quando uno parla devi stare zitto. È difficile, no? Oh. Allora, dicevo, se vedete uno spettacolo di Calandra a parte che io un freddo così a dicembre non me lo ricordavo, te? Porca miseria. Se vedete uno spettacolo dove c'è il manifesto Calandra e Calandra, andiamoci. Tutti, ma non solo da Calandra e Calandra, da tutti. Con questo io vi devo salutare perché alle 10 devo essere a Valderice. Perdonatemi. Fabrizio, volevamo ringraziarti per essere stato qui con noi. Quando ti abbiamo chiamato hai accettato subito. Ci dispiace veramente che stai per andare. Ma tu mi hai fatto una truffa, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto alle 8:30. Io per paura di ritardare sono venuta alle 8. No, ma alle 8:30 per trovare posteggio, per ambientarti, per mangiare qualcosa. Per morire di freddo, per farti via la polmonite. Cioè, se non ci ammazzato il Covid, ci ammazza sta serata. Oh. Porca miseria. Comunque, fate un bel applauso pure al conduttore perché non è male, devo dire. Bravo, bravo. Ma che guarda, fai nella vita? hai iniziato oggi. Tutto tranne questo. Sei bravo. Sei sposato? Sì. Ecco, c'è speranza per tutti. Ciao, in bocca al lupo. Voglio abbracciare loro due. Ciao, Pe. Ciao, Fabrizio. Grazie. Ciao, Poli. Ci vediamo presto. Oh, fatelo suonare quello, eh. Buonasera, ciao. Ti dico una cosa, sei la più carina del gruppo. Bravo. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. E mi raccomando, giovedì tifate Roma e andiamo. Ciao. Forza Roma.
Ancora un applauso al nostro amico Fabrizio, grazie per essere stato qui con noi, grazie per avermi preso per il culo elegantemente, questa cosa da te l'accetto, grazie a Ivan Fiore e la comarca per aver rotto le... Allora, tanto appena tu sarai qui noi saremo lì, eccolo. Oh. Ricambieremo. Quando ci sarà Ivan. Allora, e adesso è ancora musica, perché ancora una volta la band insieme ai Calandra e Calandra ci faranno compagnia per uno spazio un po' più lungo, quindi ancora forte l'applauso per i ragazzi, grazie! Brucia? Il padrino? Brucia la luna in cielo ed io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cuore. Un'anima chianci addolorata non si dà pace, ma chi m'ha lottata. Brucia la terra mia e brucia lume cuore. Chi si ti d'acqua idra ed io si ti d'amore. A quella canto la mia canzone, se non c'è nodo chi s'affaccia lo barcone. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si già non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cuore. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si già non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cuore. Grazie. Grazie. E allora, presentiamo questo brano che abbiamo conosciuto attraverso i Cavernicoli, è un brano molto ironico perché molto spesso le canzoni siciliane si dividono in due categorie. La Sicilia è una terra che ha sofferto tantissimo e quindi diciamo che le categorie sono quelle o drammatiche comunque perché si parla di cose. Aiutami Pino, tu non ci sei stasera. No, perché già... Io ascolto. Ascolta. Apprendo. Aiutami perché un sacco di non stanno a finire, no? No, E poi ci sono quelle allegre che servivano per sdrammatizzare un po' la situazione. E quella a doppio senso. E quelle a doppio senso, ma anche quelle un po' più tristi. Sono tre le categorie quasi. Questa si chiama La Atta d'Azza Cicca. L'azza cicca morrettosa
troppo amanti di latta, cucciulicca e cucciuratta, lazza stupida chi è. Passatanno casa a casa, c'ha lo stipalo il divano, c'ha le segge cantarano, eppure anche Lucomò. E sentite chi statta, chi lo sa che come no. E sentite chi statta, chi lo sa che come no. Avanteri maccattati, mezzo rotolo isa sizza, pidatta un'allegrizza, no conforto pidda fuori. Sta tazza spriugnata da sasizza sinnatona, ecco quattro mozzicona, a sasizza mi mangiò. Ma perché fai così, amore? Mi immedesimo. De Lucia? Ah? De Lucia? Opaco, opaco. Ah, opaco. Oh, E sentite chi statta, chi lo sa che come no. E sentite chi statta, chi lo sa che come no. La domenica mattina era giorno d'allegria, si neva la vucceria e sentiti caccattò. Chi dopisce misa a modo che è chiamato baccalaro e parlando bello chiaro, scusate, una rovina. Scusami un attimo. Ti spiego una cosa che va a da dire. Io ne ho capito, ma quel che gli ha la vucceria? La atta o la Aspetta, scusa. Intanto scusate voi. Dico, ma stiamo suonando. Sì, no, lo so, però siccome va a che da spiare, ora ci pensavo Non ho capito perché non ho capito perché proprio in questo momento, quando ero proprio nella parte perché ci pensavo ora. Lo sai quanta che la facevamo? Ma non ti hai spiato mai. Ora ci pensavo di se ciurico e ti sembra normale. Ma scusa, invece di allungare, secondo te quella che c'è la vucceria, la atta o la cicca, che io non ho capito Ma mai. io non mi sono mai interessato a queste Cioè cose. tu canti senza sapere so collegio, so colorice. So qui c'è scritto, com'è lui? Vediamo cosa dicono. Una domenica mattina era giorno dove se ne va alla vucceria e sentite caccattò. Ma come? La atta? O la cicca? Latta. Latta, è vero. Latta. Io pure chi se pensava, latta. Per cui che cosa facciamo? Partiamo a re facciamo, però mi levavo sto dubbio però. La prossima volta non mi fermare più. No, ora cosa faccio? Non ti fermo più. Quindi latta, giusto? La domenica mattina era giorno d'allegria, Se ne va alla vucceria e sentiti caccattò. Chi dopisce mi son modo che è chiamato baccalaro No, latta, e parlando latta. vedo chiaro, una rovina pidda fu. Brothers? No, blues. Immagina tu campi di cotone, sofferenze. Se entriamo in questo mood, no? Ma che... No? No? Ok. E sentite chi statta, chi lo sa che come no. Io ci penso la sasizza. Perché fa così? Ci posso pensare, però. Perché? Ci posso pensare. E azza cicco baccalà. È un modo anche per cantare la nostra terra, eh. Però mi fermare Ma qui. c'è la sasizza pure lì. Ah, è vero. E allora passiamo a un brano della cantantessa, si può dire per definizione, di Rosa Balestreri. Vi facciamo ascoltare Luba si ricorda.
una bella affacciata finestra che virava lo basilico e io ci rissi la minni anticchia e da mi rissi e tutto l'uto fammi nere me magi alla missa cadi l'orogno con tutta la rasta alla tornata ci torna a passare persi la rasta e lo basilico eccolo sì, eccolo no di notte si canta lo basilico eccolo sì, eccolo no di notte si canta lo basilico Lo basilico. La sicilianità in corpo come loro veramente in pochi, ragazzi. Forte l'applauso ancora per i fratelli Calandra. Grazie, troppo Grazie, buoni, grazie. troppo buoni. Sono bravi o no? Ma li conoscevate oppure no? È la prima volta che li vedete, no? Quindi è il momento di mettere like nelle loro pagine, così insomma possiamo vedere tutto quello che loro fanno. Brava! Ciao Fabri. Allora, adesso continuiamo. Intanto è arrivato lui, che è quello il più in gamba di tutti, lui, Sì, eh? in Lui gamba è proprio. veramente proprio. Lui è il mio preferito. Allora, io vorrei invitare ancora una volta il parterre, ragazzi, qui stasera è veramente gremito. Quanti vocaboli sto usando stasera? Li ho studiati tutti ieri, eh? Appunto, bravo. Gremito Però, è va giusto, bene. gremito. Allora, io vorrei invitare lui, che è proprio il più bianco di tutti, il più bello di tutti, veramente. Quindi vorrei fare forte l'applauso al Giovanni Cangelosi più bello di tutti. Eccolo. È fotomodello, è fotomodello. Un applauso forte per lui ancora, ragazzi. Forte! Brava, è bella, sei proprio stupendo, veramente. Dai, sei abbronzato? Sì, sei stato in vacanza da qualche parte. C'è un microfono per Giovanni? Sì, aspetta che lo prendi. Ah, ecco. Ecco che arriva. Allora, buonasera. Grazie della presentazione. Sì? Tu potevi dire pure che io faccio anche il gigolò. Loro lo sanno. E se c'è qualcuna tipo Gemma, È il tuo target. il mio target, Sì? sì. Farò passare i 30 secondi più belli della sua vita. Proprio bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Allora, a parte che sono fotomodello, e già lo hai detto, E si vede pure Giovanni. Fotomodello, sei il più bello di tutti, sei il più bianco di tutti. abbronzato perché vengo, Da? vengo da Romagnolo. Ah, il sole là picchia. Sono stato pure a Santa Monica. Sì. Lo sai dov'è? No. No, e come lo sai? Dimmelo tu. Dai, lo sai. E accanto Venice Beach. Bel posto. Bellissimo. Bel posto. Los Angeles, fantastico. Vai a Venice Beach e c'è scritto là su internet Sì. non andate a Venice Beach dopo le 17 del pomeriggio. Ho detto io a Paola, andiamoci prima alle 9 del mattino. Se cominciano a chicchiare perché qui non c'è campo.
Vale, me ne vado, ti lascio da solo. Ok, grazie. Ok, allora, a parte Venice Beach, bello, 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 sono contento, felice di essere anche io in questo progetto grande dei miei amici Calandra e Calandra. Ancora un applauso per loro perché sono veramente artistici di talento, io li stimo tantissimo. Poi c'è da dire un'altra piccola cosa, una signora prima mi ha riconosciuto. È bello quando vai nei vari posti in giro per il mondo e ti riconoscono tutti. Una signora mi guarda e fa: sei Giovanni Cangialosse? Cioè, sì. Hai fatto il 7 e l'8? Cioè, sì. Incassate? Cioè, sì. Dal vivo pare molto. Cioè, sì, grazie signora. È bello che ti fanno i complimenti perché io sono generoso. Ho fatto un'adozione a distanza, ho adottato un bambino dell'Africa, ho mandato i soldi, i regali, giocattoli, tutto. Dopo 5 mesi il bambino voleva conoscere papà. E che problemi ci sono? Ho mandato la mia fotografia fatta in costume, ora io piccito che manna i picciolami, dice, papà mangia, non posso, non mangia. Cioè, mi trovavo alle catacombe, ai cappuccini, entro, un bambino appena mi ha visto fa: papà, chi si muove? Cioè, ora io so che io sono magro, ero a Mondello la settimana scorsa, c'era caldo, vado a Mondello, mi spoglio in costume, stinicchiato a terra, un signore passa e fa: i palermitani sono sempre stessi, se mangia una tonnina e lasciano il resto in terra. Cioè, se no, guardi che, cioè, tutti che mi cioè, ero in via Reggio Siciliana, stavo camminando, passa uno con il carro funebre, mi guarda e mi fa: oh, a Chiana! Ma perché? Ma fare un autoviaggio, è chiaro. Cioè, ora io non voglio parlare del mio aspetto fisico perché il fisico c'è, sono magro, insomma, c'è quello che c'è. Sono contento che finalmente stiamo ritrovando la libertà, queste mascherine piano piano se ne stanno andando, vero? Ancora mi ricordo quando eravamo chiusi a casa, mamma mia, nei balconi, tutti a cantare. Uscivi nel balcone, aveva a cantare per forza. Mia nonna è uscita per stendere un paio di mutande, era messa da notti magiche, insegue tutti a cantare. E quelle povere ragazzine chiuse in casa, che mischinette, hanno preso il vizio di TikTok. Tutta la giornata senza fare niente su TikTok. Cioè, ma come si fa? C'è questa malattia, ma non solo le ragazzine, anche le mamme, tutte a fare. Cioè, che poi c'è un figlio che ci dice: mamma, voglio la frittata, una fila falla. Cioè, sanno fare tutto su TikTok 24 ore su 24. Non se ne può più, mamma mia. Ora io sono stato pure a casa, chiuso, e purtroppo a casa, c'ho una cosa bruttissima, una persona che, insomma, c'è mia suocera a casa mia. Ora, no perché voglio parlare male di mia suocera, le suocere danno tanto, a mia Miruna a 104. Devo dire la verità, non tutte le suocere sono cattive. La suocera di mia moglie è un pezzipane, devo dire la verità, è brava. Ma la cosa più bella è che sono stato a Medjugorje, ho detto: vediamo, ci scappa il miracolo. C'era la Madonnina, mi sa così, ero con mia suocera, disse: Madonnina, per favore, che c'è mia suocera, un miracolo. La Madonnina guarda mia suocera, comincia a lacrimare, mi guarda e mi fa: sangue mio, ave tant'anni che faccio questo mestiere. Ma tu sei andata a mi saranno finito, eccetera. Portatela a casa. Ce l'ho di nuovo a casa. Sta disgraziata che ha le chiavi di casa mia, entra a casa, apre e canta. E questa è casa mia, e qui comando io, ogni dì voglio sapere. La settimana scorsa scivola, prende una storta, si sdroga la caviglia, io da buon genero la porto al Bucchieri La Ferla. Subito: dottore, permesso, togliere, permesso. Sono ancora in tempo per l'espianto degli organi. Il dottore mi guarda e dice: signor Cangiolo, ma sta babbiando, ma lei è un po' babbio, se la porti a casa. Me la sono portata a casa. Ce l'ho di nuovo a casa, lei deve cucinare, lei si inventa toast, bicchieri di carta con il nome scritto Giovanni. Mamma mia, l'altro giorno i peperoni di 3 giorni prima.
facevano, mamma mia, cioè, non lo so, sono entrato, dice, ora ti mangi, mi stavo avvicinando al tavolo, il cane sulla sedia mi guarda e mi fa, oh, io non mangio. Così, tutto il tempo mi avvelena. Però io voglio bene mia suocera, devo dire la verità, la stimo, però sono contento che ce l'ho a casa, dai, scherzo, in fondo scherzo, ma che bello, ancora penso oggi, picciotti, che possiamo uscire senza problemi. Noi che eravamo abituati, io e loro, a uscire 7 giorni su 7, anche il sabato sera, si doveva uscire per forza, un sabato è sacro. Lui mi telefonava, Maurizio, Giova, a mannescere, senti, c'ho mal di pancia, c'ho mal di testa, mettiti una supposta e ne esci. C'era a Piazza Politeama gente con le flebbo, che è sabato! Tutta è nata così. Comunque, adesso l'ultima cosa. Vado spesso in America e vedo le cose strane, più belle. Però una delle cose più strane è che hanno le strade belle larghe e li chiamano street. Hanno l'autobus a 3 piani e li chiamano bus. Sono entrato in farmacia e ho detto, mi dia un dentifricio. L'italo americano mi guarda e mi fa, aspetta un minuto, si gira, un dentifricio di 4,8 kg. Excuse me, questo è troppo grande, mi dia chi tocco nico. Mi guarda e mi fa, non ha tremare che avevamo tutte cose grosse, tutte cose grandi, tutte cose big. Avevo bisogno che niente, avevo bisogno di supposte, ma mi ha catto un palermo. Ciao a tutti, grazie. Continuiamo questa serata meravigliosa con tutti gli artisti, gli amici e i Calandra e Calandra. Ci sentiamo dopo. Ok. Grazie ciao. a Giovanni Ciao, Cangelosi, Fotomodelo, grazie. Ciao, Fotomodelo. Questo è un tubo ittare, vieni qua, dallo a me, anzi dallo a lui. Noi continuiamo ancora musica con i fratelli Calandra. Un servo tempo fa ringiana piazza, Priava a Cristo un cruci e ci ricia. Cristo lume pagione mi sa pazza, mi tratta come un cane per la via. Si piglia tutto con la sua manazza. Manco la vita mia dici che è mia. Distruggila a Gesù sta mala razza. Distruggila a Gesù, fallo per mia. Fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. e Cristo ci risponde della croce. Forse si sospezzavi le tue braccia, vuole la giustizia si la faccia, nessuno ormai più la farà pittia. Se tu sei un uomo e non si testa pazza,
Ascolta bene sta sentenza mia, che io chiudato un cruce non saria, s'avessi fatto ciò che riguardia, che io chiudato un cruce non saria. tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Malarrazza, Domenico Modugno, grande. Grazie. Lo coniglio c'aveva lo musso e lo musso c'avete voi. E stanotte me lo sonnai, musso con musso corcato con voi. Ah, la cirasa che c'ha pure fa, sta picciottetta ma stringe ma passa capo la cirasa con pampina. Lo coniglio c'ave luciato e luciato c'avete voi. E stanotte me lo sonnai, c'ato cusciato coccato con voi. Ah, lo cutugno che c'ha pure fa, sta picciottetta ma stringe mancugno capo lo cutugno con pampina. Lo coniglio c'aveva lo petto e lo petto c'avete voi. E stanotte me lo sonnai, petto col petto corcato con voi. Ah, la cirasa che c'ha pure fa, sta picciottella ma stringe ma passa capo la cirasa con pampina. Lo coniglio c'ave la panza e la panza c'avete voi. E stanotte me lo sonnai, panza coccata con voi. Ah, lo cutugno che c'ha pure fa, sta picciottella ma stringe mancugno capo lo cutugno con pampina. Lo coniglio c'aveva la coscia e la coscia c'avete voi. E stanotte me lo sonnai, coscia con coscia corcato con voi. Ah, la cirasa che c'ha pure fa, sta picciottella ma stringe ma passa capo la cirasa con pampina. Lo coniglio c'aveva lo musso luciato, lo petto c'avete voi. Lo coniglio c'aveva luciato, lo petto, la panza c'avete voi. Lo coniglio c'aveva lo petto, la panza, la coscia c'avete voi. Lo coniglio c'aveva lo coniglio c'aveva lo coniglio c'aveva. Lo coniglio c'aveva lo pilo e lo pilo c'avete voi. E stanotte me lo sonnai, pilo con pilo corcato con voi. Ah, lo cutugno che c'ha pure fa, sta picciottella ma stringe mancugno capo lo cutugno con pampina. Ah, lo cutugno che c'ha pure fa, sta picciottella ma stringe mancugno capo lo cutugno con pampina. Grazie. Grazie. E Arianna. Scusate. Ci sta. Ti sei lasciato prendere. E che devo fare? Adesso vi presentiamo invece un brano che abbiamo scritto noi, che si chiama Non Violura, ed è stato realizzato sempre grazie a Ottica Focus e a Fredde Nicotera di New York, che salutiamo. Il video.
Il video, certo, assolutamente. Salutiamo il video, no, saluto a Fred. No, dico il video è stato realizzato, Grazie. grazie. Ah, certo, assolutamente. Notti di stigi e luna china, dormi bidruzza tra le cuscina, la finisce da a panidruzza e io cassuta c'aspetto a tia. Sogno lo vento che t'accarezza, la tua facciuzza e la tua gizza. Sogno lo sonno che t'addormesce quando lo giorno scura e finisce. Apri sta porta, chi sogno che fora. Apri sta porta, chi non vi l'ora. Non vi l'ora di stare con te. Apri sta porta, vidruzza mia. Non vi l'ora, amore mio, L'ora di stare con te. Notti di stigi e meno linciuri e io che fora aspetto amori in gialli me braccia, ti voglio avere, l'amore mio non può mai finire. Apri sta porta, che sogno che fora. Apri sta porta, che non vi l'ora. non vi l'ora di stare con te. Apri sta porta, veduzza mia. Non vi l'ora, amore mio, l'ora di stare con te. Non vi l'ora di stare con te. Apri sta porta, vidruzza mia. Non vi l'ora, amore mio, l'ora di stare via. Io Salutiamo penso, Alfredo Gilè che è il protagonista del videoclip. Ciao. io penso che una delle cose più straordinarie, no, per un artista che fa il vostro mestiere è quello di vedere il pubblico che canta le proprie canzoni, no? Quindi io intanto grazie perché mi sono emozionato e quindi questa canzone mi piace particolarmente. Quindi lo facciamo un applauso veramente forte ai ragazzi che riescono veramente a tirare fuori delle creature come questa. È qualcosa di straordinario. Io personalmente l'ho usata più volte. Franceschina, ciao. Anche io ti voglio bene. Meraviglia. Bene, noi andiamo avanti con gli ospiti di questa sera e io adesso
darò una mano a... Io direi una gamba, No, soprattutto. io No? vorrei dare una mano. Io vorrei che si sentisse forte l'applauso per i 3 1/4. No, sono 2 1/4 per ora. Che bella panza che tieni. Ma chi è quell'infortunato di due? Quell'infortunato, lui lo sfortunato. Ciao a tutti, buonasera, ciao, grazie. Mi tocca fare... Hanno sempre detto che ero Aspetta. in gamba, ma no a così. Grazie, Matranga. Un applauso Fai ai fratelli schifo, Matranga. Cioè noi siamo tutti vestiti Matranga e d'inverno e questo cammina a maniche corte. Fai schifo, fai. Allora, in genere quando faccio spettacolo mi fanno vestire da femmina, penso lo sappiate, ma il gambaletto da donna non l'avevo mai messo, devo dire sinceramente, e mi ci sto abituando. Vabbè. Vuoi dire qualcosa? Sì. Allora, io scusate le spalle. Scusate le spalle. E Allora, non la pensiamo Ma come almeno te. tolgo la vista della vostra faccia agli altri. ci hanno Grazie, ci hanno regalato un sogno. Io e mio fratello Vero. facciamo parte degli anni 60, quindi siamo cresciuti con i western, sia quelli di Hollywood che quelli con gli spaghetti western, quelli che hanno fatto la storia. E da piccoli giocavamo sempre ai cowboy. Ai cowboy. Tutti quanti avevano le pistole, quelle con i piombini, no? Mio padre ci comprava le pistole con i rotolini di carta, le cartucce, sì. ci avete presente quelle? E dovevamo andare a fare le guerre contro i ragazzi della Via Africa a San Lorenzo Che avevano Mi ricordo i piombini. che avevano i piombini quelli. Sì. E ci mettevano pure l'ago nel piombino di gomma. Sì, Mettevamo pure l'ago. E noi con quelli di carta picci. Li terrorizzavamo proprio. Erano scantate voi a te. Ora vi diamo fuoco. Sì. I papoluna avevamo nelle gambe. No, Comunque, la cosa quindi più loro brutta ci hanno che ho regalato un sogno perché io desideravo fare nella mia carriera un western e loro ce l'hanno regalato. Vero, perché vero. appena mi ha detto senti devo fare un videoclip western. Si è girato. Che ci fai qua? Ero già lì. Cioè da Palermo. Per No, me ma è già stato- vestito da cowboy, con la sua Vestito già da pistolina, cowboy. sempre la stessa pistolina che sparava le cartucce di carta. Sì. Cioè, già- No, E quindi devo ci dire siamo che- veramente divertiti. Però Certo- sei stato bugiardo. Perché? Perché no, il sogno già l'avevamo avuto con i Contro un quarto di fuoco. Vabbè, a teatro è un'altra cosa. A teatro avevamo già fatto uno spettacolo bellissimo, 3 1/4 di fuoco, insieme alla Bonanima di Vespertino. No, ma che dici? È ancora vivo? Ah, scusa, No. me lo sono scordato. Chi è? Vai. Ah, sì. Sì, insieme al grande Sergio, nostro carissimo amico. Per cui avevamo fatto uno spettacolo western, ma non è la stessa cosa. Voleva dire con la regia della Buonanima di Pippo Spiguzzo. Guardate che costumi, guarda che costumi. No, questa è la pubblicità, va. Ah, questa è pubblicità. Questa è la un civio pubblicità. più buono. Devo Vabbè. dire che comunque Calandra e Calandra, la faccia da minatori ce l'hanno. Sì. Aspetta, Pure le mi- mani. No, minatori No, che vanno lavoratori in della miniera, miniera, che della vanno miniera. in miniera. Guardavamo questo prima, guardando le vostre foto. Oh, no, però belli, come cowboy belli, vero? Beh, Sì, le veramente. fotografie no? sono bellissime. Chissà chi le ha realizzate. Vabbè, poi ne parleremo. Tu ne sai poi ne niente? parleremo. No. Devo dire che questo è stato un progetto che è durato pochissimo, no? Perché abbiamo girato in 3-4 giorni, però poi No, 2 anni. Quant'è? no. Massimo, vieni qua, Massimo, vieni qua. Lo possiamo chiamare un Vieni attimo qua, Massimo, Massimo. insieme. Ma ci state rubando la Vieni, scena? vieni. Dopo ritorna, vieni qua. va. Dopo ritorna. Vieni, dopo Massimo, vieni qua. Allora, lui è Forza Massimo! Dai. Vada colui il Massimo! quale ha realizzato tutto nostro quello che sogno. vedete fra circa 2 o 3 giorni. Mi ricordo Massimo, quante telefonate ti ho fatto? Vale. Ma quando esci? Vale, A mi che ricordo- punto siamo? A buon punto, ragazzi. Mi ricordo l'intervista. 8 mesi. Io dicevo, ma mia madre lo vedrà, non l'ha visto. Mi ricordo l'intervista. Non l'ha visto. Presto online. Buonanima non l'ha Ti visto. ricordi? Presto questo te lo online. devi ricordare. Questo, all'inizio su Facebook noi tutti esaltati, ma più o meno lui ci ha detto ma intorno a novembre, ragazzi, abbiamo girato a settembre, novembre, i primi di dicembre, e subito presto online, un amico mio mi chiama, ma li sta picchiando poco. Te lo giuro. Ma mettiti Pasquale qua in mezzo, Vittorio. Massimo, non mi stare lontano, dai, che ora mi vendico. Vieni qua, È no? timido, Sei è troppo timido. lontano. Dai. Però poi alla fine Guarda che mi scordo che mia madre mi noi dice, ancora non lo vedrò. noi Non lo ascolto. basta, vabbè. Ragazzi. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque Massimo devo dire che è stato graziosissimo con noi, con tutti. Veramente, ti faccio un applauso mio perché io ho lavorato con parecchi registi, vero Angelo? Sì. Cioè noi abbiamo travagliato, però
fissa come non abbiamo trovato mai. Cioè, ma la minnita l'abbiamo fatto, Angelo. Cioè, niente, era vittima delle nostre pistole, cose. Volevamo fare una cosa, noi la facevamo, non ci rimproverava, vero che non ci rimproverava. Giovanni è l'ultima. Ah, vero, Giovanni. Vieni qua, Giovanni. Vieni Giovanni qua. Angelo, torna qua. Vieni qua che facciamo il bis di quella scena. Vieni qua. Ma Questo è un aneddoto successo realmente durante le guarda, riprese. Allora, niente, non è successo niente, vero? No. Cioè, praticamente mentre eravamo seduti, cioè io ero seduto, lui era in piedi, quindi ero messo così, avevo la pistola in mano, no? A un certo punto mi ci avvicino col grilletto e sparo un colpo a vuoto, chiaramente. Cioè, il vuoto era sia dalla pistola che dall'altro lato. E lo vedo saltare come una scimmia in calore, Picciotti, comincia a saltare perché gli avevo incastrato lo scroto, si può dire scroto, giusto? Sì, lo scroto con la... Tra l'altro l'unico che aveva. L'unico scroto che aveva. Pisciotti, lo vedo correre verso il bagno. No, sta scherzando. Lo trovi in bagno con l'acqua petta che si sciacquava dove, con l'acqua ghiacciata. No, cioè, mi dispiace che non ci sono le pise. Che scena bruttissima! Il sangue a destra e a sinistra. È vero, gli ho fatto il livido. Cioè, ancora io, fammelo vedere. Cioè, no, gli ho fatto il livido. Beh, è stato brutto, vero? Però va perdonato. Un applauso anche a Angelo. Anche Angelo sì, è veramente un bravo. E la prossima volta È un ti bravo sto lontano. Però, sinceramente, quanto ci siamo divertiti con sta cosa. Ci siamo divertiti alla grande 3 ore che giravo a terra come un giusto. Niente, dice, ma da quant'è che balla il break dance? Che la break dance Cangelosi, c'è una ciottola. Siccome io mi scanto, aspetta che me ne vado. No, tranquillo. Dai. Anche perché alle stampelle, stai attento, Giovanni. Vabbè, dai, non vi rubiamo più altro tempo perché vorrei più presto vedere. Ma lo riuscirò a vedere stasera almeno io questo video. No, cioè, non è uno scherzo. vabbè, perché giusto? io allora, 15 giorni fa io ho rischiato di non vederlo questo. Vero, poi dice Angelo quando dice una è Catarella dentro. Vieni qua, Angelo, vieni qua. Vieni qua. Una Vieni cosa qua che ti bellissima voglio questa bene. sera, i due Catarella, Vieni qua, Angelo. una chicca. Signori, scusate, i due Catarella nazionali insieme. Vero, è un onore essere in mezzo ai due fratelli. No, Ivan Fiore. Ma non ha E non è fra loro due, è poi accanto. muore solo, i fiori già ce l'ha. t'ammazzo solo tu. Però lo volevo dire, con Angelo Io abbiamo faccio avuto fare questa Montalbano. grande Io faccio Montalbano. abbiamo avuto questa grande fortuna io di Angelo di interpretare questo personaggio che secondo me ci hanno preso perché noi ci siamo Catarella. Sì, in effetti è vero. Noi generalmente la scuola è obbligatoria, l'ignoranza è facoltativa. Angelo, se tu avessi visto la mia caduta dalla moto, dici ma sta recitando. C'è uno, mi si accosta con la macchina, mi taglia. No, è vero. Uno si accosta con la macchina e mi butta a terra. Io cado sotto la moto, questo scende, ma è caduto. No, poi sei già così. Io ho detto no, ora mi devo fare l'assicurazione, faccio vabbè, lei veniva da destra, c'è una rotatoria, io venivo da destra, eravamo tutti e due nella rotatoria, lasciamo perdere, brutti ricordi. Angelo, dimmi la tua caduta più bella che hai fatto nel film. La più bella caduta, me ne abbiamo fatto tante, Caruso. La porta che ti ha fatto divertire di più, dai. La porta portaerei. quella del gatto, la porta aerea, vero? No, abbiamo un amore con le nostre porte, vero? Mia moglie mi ha tolto tutte le porte a casa. Sì. C'è vero? L'unica disgrazia è stata una cosa bella, abbiamo interpretato Catarella, però facendo Catarella non ci hanno preso per fare altre cose. Ma come sto fa? Dice no, perché hanno paura di noi. Dice chissà chi combina, ne rompere i puoi. noi rompiamo tutto. A me la volta che fu a Roma mi sono detto, dove sei? Sono siciliano. Ah, tu sei dalla Sicilia? Sì, perché? Dove nasce la fiction? Sì. Però peccato che la Sicilia, perché c'è la mafia. Mannaggia, sempre sta cosa, spezziamola sta cosa, se non è vero, no, come pagate il pizzo, tutti pagate il pizzo, cioè non è vero tutte, metà lo pagano, metà lo pigliano. Sì, è giusto, ognuno è il suo, non è che possiamo sempre... Poi, diciamola, la Sicilia è l'isola più bella del mondo, abbiamo pochi angoli ma late tante. Sì, late tante, assai. Bravo Angelo. Va bene signori. Però che un onore essere in mezzo a due fratelli. Mettiti qua in mezzo, Angelo. Allora, la posso Che raccontare noi, una allora, C'è la Angelo- foto, fate le foto, dai, Io- poi, io- condividete. io- Lui è Angelo- Catarella come me, lui che è più alto è a Sicilia, cultura è lunghissima. Io e Angelo ci siamo conosciuti ad Alcamo, ospiti dai signori Calandra e Calandra in una trasmissione. Ovviamente io lo conoscevo dalla TV, ci faccio, non ci posso credere, ci sono un tuo sfegatato fan. Lui mi guarda e mi fa, no, non pare. No,
io ero fans di loro perché io già li seguivo da Grand Hotel Cabaret e mi piaceva lui mi faceva morire. Cioè, vabbè, perché lui faceva lo scimunito? Sì, no, ma io non c'era scimunito. Però con quello mi incontrava mi faceva il pettino, mi faceva morire. E questo personaggio non l'ho visto più, però lui... E come mai? No, bravi. Quindi essere... ritrovarsi Catarella bambino. Sì. Che poi ne cannellavamo tutti questi anni. Infatti ho detto, ma qua Catarella giovane non lo posso fare più. Ora direttamente faremo un film insieme, Le avventure di Catarella. Sì. Invece di fare i Calandre i Catarella e Catarella. Subito copiate le cose, impressionante. Vabbè, ci mettiamo un po' di musica siciliana, però va bene, chiamiamo va quelli bravi, quelli che hanno ficato il piccone, no? Grazie. Lui ha detto se per le facce, io mi dico scusate le spalle, scusate la faccia perché... Va bene, signori, non vi togliamo più tempo, non vi signori. facciamo perdere più tempo perché fra poco ci sarà la proiezione di questo splendido... Sì. No, poi ci pensano i Calandri. I Calandri, siamo carini. Signori, grazie della vostra cortese collaborazione. Passiamo la palla al signor Matranga, grandissimo professionista, uno dei migliori professionisti che ci sono in circolazione. Grazie, intanto facciamo forte l'applauso per questi 3 ragazzi che ancora sono lì. Allora, noi abbiamo rischiato, ma in realtà lui è più forte. Abbiamo rischiato di perderlo, ma invece no, ancora lui è là. Sì, t'ho detto. Perché noi facciamo l'after, lo vedremo verso i 5:30, domani mattina. E siamo qua. Perché dico, Ha aspettato 2 anni, dico, ormai non ti puoi confondere per questo. Allora, noi continuiamo ragazzi per l'ultima tranche della parte musicale di questa serata, quindi ancora Calandra e Calandra, dopodiché ci sarà ancora un altro intervento con un altro personaggio. No, questo no, saltiamo. E lo stiamo cercando, infatti l'ho messo all'ultimo, dice, però ora vediamo Speriamo cosa succede. Che si addormenti. No, anche perché poi in realtà lui è 3 ore che fa il protagonista, che è il messo lì che rompe le scatole, però Va lui bene, fa questo. ma ci sta. Ma io lo amo. Allora, continuiamo ancora con questi 2 ragazzi meravigliosi insieme alla formidabile band di questa sera. Ancora un grandissimo applauso per i Calandra e Calandra. Calandra e Calandra, non ti sferniciare. Questa è la storia di un pesce spada, storia d'amore, per pigliare la femminetta dritto un cielo cuore e chiancia di dolori, ai 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 ai. E la barca s'ascinava e lo sangue corria e lo mascolo che ancia, ai 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 ai, e lo mascolo pari impazzuto ci diceva bella mia non chiancire, bella mia non chiancire, dimmi tia che hai a fare, dimmi tia che hai a fare. Rispondea la
una femminetta con un filo i voci, scappa scappa amore mio, che se no t'accideno. No, 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 amore mio, se tu muori voglio morire insieme a te, se tu muori amore mio voglio morire insieme a te, se tu muori amore mio. Con un salto si trovava questa, un cucchio, cuore a cuore, e così finì l'amore di due pesci sfortunati. Dai, lo vitti, c'è pure un masco, piglia la fiocina, accidilo ora. Questa è la storia di un pesce spada. Storia d'amore. Grazie. Diamo qualche consiglio a chi si deve sposare, alle giovani coppie? Diamolo? Lo diamo? Vogliamo battere tutte le mani, dai. Ti vuoi sposare? Ah no. Picciotti che la vita a maritare, più prima ancora di fare i vizziti, azzita sotto e sopra a guardare, se non volete inganni e nipatiti. Se non sapi travagliare, dopo niente si può fare, dopo niente si può fare se non sapi travagliare. Ma chi sto nennente per? Come nennente? Oh nennente per? Perciò non sapi travagliare un Ti dico nennente. Ma che dici? Come che dico per? Ma va. Se tu sapessi so cosa è successo a me cucino c'è. A tuo cucino c'è? A me cucino c'è. Tuo cucino c'è? A me cucino ciccio, va. Cicci? A ciccio, cicciuzzo. O falegname? O falegname. O masciurascia, ha detto in siciliano. Masciurascia, sì. Sto padre Ozzo Popò. Ozzo Popò, che ne faceva murature? Mezza cazzola, mezza cazzola. mezza cazzola. Ah, ciccio. Sua madre, mi pare che era sciacquatella. Ma come fa a sapere la cosa? Come? Parliamo di ciccio. Stava a scinnotetta. Non c'era la chianata, sì. Sì, ragione. Ah, ciccio. E che ci succede? Sentite. Sentiamo. E maleritto quando mi maritai, trovai a me moglie senza pila. Dopo 3 giorni che mi nattunai, la mia moglie è una via pila. Mia moglie è una via pila, una via pila. Oh, chi è? Chi è? Ma che sono queste cose? Ma quale cosa? Beh? Sbrogna famiglia. Ma che c'è? Ma che capisci? Come che capisco? Che si contano queste cose? Che sono cose private. Ma so, come? La moglie ne aveva pila. Ma che capisci? Cose da camera da letto, da Crcova. La pila, una camera da letto. Ma che capisci? La pila per lavare, o stregature, va!
Ah, perché non riesci E ci subito. manca pilaturi, acqua ringiornavi più. Mi facessi venire a bagno, Ma scusa, se mi fa l'estero manco di parlare. ancora mi fa male. La pila per lavare. La pila per lavare, dillo subito, Ma subito. bellissimo. Ah, ma dai, tu ne hai un consiglio, dai, vedi? Picciotti che va vita maritari, più prima di consare viruletto. Sentita mia, so capita affari, faciteci suonare un friscaletto. Si da non sapi suonare, dopo niente si può fare, dopo niente si può fare, si da non sapi suonare. Ma che sto niente, pe? Sei un niente. Ti dico niente, pe? Maurizio, Ci sono cose più tinte, pe? perciò una con sapi suonare. Ascolta mia, pe? Ma che dici? Ci sono cose più tinte, pe? Ma che c'è di più tinto che Ah, c'è? se tu sapessi so cosa successo a me cucino me. Cucino? A me cucino me. Me? Minico. Me? A me. Ah, un muratore. Un muratore, me. Se ne vedo in Germania, sono Ma poi tornate, pe? Tornare. Un fice fortuna te in Germania, pe? Abbiamo una putietta messa tipo Sì, che da- igiene alimentare. Sì, ne carede, la potete. E che ci è successo? Che ci è Ah, successo? pe, cose tinte, pe. E dillo, dai. Se tu sapessi. Tu sapillo che fare, dai, conta. Sentite. E sentiamo. Attentate. Attentiamo, dai. Ascoltate. Ascoltiamo. E maledetto quando mi maritai, trovai a me muglieri senza pila. Dopo 3 giorni che me ne adunai, la mia muglieri una via pila. Mia muglieri una vipila. Oh, ma allora se ti studi. Ma stasera non si può suonare Maurizio, no, a parte lo scherzo. Che è successo, No, pe? mi stai facendo sentire male. Ma guarda tutte queste persone che E hanno che? hanno a sapere le cose tu. Ma cosa mai socco, pe? Che tu che dici tu? Non si dice. Sono curissimo, pe. Ma mi chiedo una pila. Ah, tua moglie manco una vipila. Che c'è mia moglie? Ora ci tu ora. Aspetta, no. Tu dicisti. Ma mi chiedo una pila. E tu che dicisti? Ma mi chiedo una pila. Allora vedi come ti dico, manco tua moglie una vipila. Che c'entra se tu che parli? Ah, ma scusa, tu che capisti? Per la pila, per lavare, sciacatura, va! Ah, e dillo subito, E Maurizio. ci manco dai, pila, turi, acqua dai. ringiornati più. Ma io arrivando a questo punto posso dare un consiglio. Ma quale consiglio? Che consigli a dare, pe? Maurizio, ci vuole che un vero consiglio. I consigli sono domandati, non se ne una, pe? E io te lo rugno perché ci sta. Ah, ma ne? Ma perché non ci accattate una bella lavatrice? Di chissà che fa tutte cose, che stira. Sì, stira, lava, ammira. A lavatrice. La lavatrice. Dici la lavatrice, aspetta. A lavatrice. La lavatrice, recitalo. La lavatrice, la Ma lavatrice. quale lavatrice, pe? Che so come fare allora, scusa? La pila è sempre pila. Che muglieri che capitai, ci accattai la voglia lo filo, non ne la vita cosere mai. Che muglieri che capitai, ci accattai la voglia lo filo, non ne la vita cosere mai. Grazie. Vuoi il video? Ah no, dobbiamo sorbirci ancora un altro Ci siamo. cabarettista. C'è Ivan Fiore ancora. No, chi è Ivan Fiore? Se n'è andato via, se n'è andato. Che facciamo, Massimo? Lo facciamo esibire a Massimo? Ah, Ivan. Ma quello è un tipo strano, però. Sì, allora, ma anche perché nel video siciliano di Pustrano c'erano sia Angelo Russo che E sono vicino, guarda. sì, non possono più stare lontani ormai. Va bene, allora. Ci siamo? Dai, questo e poi passiamo alla proiezione, dai. A Ivan c'è. C'è Ivan, porca miseria, questo video non si vedrà mai così. Dai. Ehi! Mi suso, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9, tanto farò inchiovi, un corpo di capiti, mi sciavano la scitti, ma giusto li baffetti, una trovo li quasetti. Siciliano di
Pusciano. Mi spicchio la immensa, ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa la pazienza. Siciliano di Pusciano. Domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona un peccato e cominciare da capo. Me magica bania, Quando di barattia, quando di barattia, mi lasci stare in pace e te ne va di mia. A te di Lurisse, che mi voglio maritare, meglio stare in chiazza e a tutti salutare. Vocenza Federica, come tutto a posto. sua figlia ancora zita, ci piace bella vita, ma quando si marita, da lì io chiudo sonno, fici un poco ricca, 4 maccarruna, mi mangiassi come dica, mentre sogno per la via, Aiubira, c'è una cabannia, sistema di meluna, e in canotte la fuma. Siciliano di Pusciano. Lui non ne voglio, la sera spargo l'odio, se mi resta sposta forse fosse pure meglio. Siciliano di Pusciano. Mi leggono i giornali, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. E allora, su queste note, noi questa sera vogliamo presentare chi ci ha accompagnato in questa splendida serata. E lo faccio partendo dalla mia destra, dalla mia sinistra. Giusto? Se sono... Non ti confondere, Maurizio, Allora, dai. la chitarra acustica, Giuseppe Barbera. Un applauso, grazie. Maurizio Sdegno, che ha suonato tutti i nostri brani in studio di registrazione, la sua chitarra è magica. E alla voce Arianna Rimi. Al Cajon, una new entry che viene da Marsala, Fabrizio Parrinello. E poi il grande, il bello del gruppo, il mitico, il fascinoso, l'ho detto da sempre, Giuseppe Filippi, ma al Camese. al basso. Adesso vi chiediamo di cantare 2 strofe con noi. Dico, questo ce lo potete. Ma io anche volevo concedere. ricordare ancora un'altra persona, Maurizio. A chi? Noi vogliamo ringraziare per tutto questo, per tutte le musiche, per tutto quello che ci ha fatto crescere, ed è il nostro arrangiatore. Sì, Massimo Scalici. abbiamo imparato ad arrangiarci da quando abbiamo conosciuto. Avremo modo di parlarne fra pochino, comunque saremo tutti sul palco. Vediamo se... Allora, ci aiutate? Ora abbassiamo noi il livello della musica. Vi vogliamo chiediamo sentire di cantare voi. tutti Siciliano di Pusciano, no? Non è difficile. Siciliano di Pusciano. Vediamo se cantano loro però. Dai, forza! Secondo me potete fare meglio però. Via! Siciliano. Bellissimo, io non C'ho li la faccio pelle, spengere c'ho la più. Ancora, dai! Di Pusciano. Ma prendiamo tempo per non fare vedere il video, no? Oh, mi piace Maurizio, mi emoziona, dai! Siciliano di Pusciano. Dai tutti, anche i musicisti, tutti in coro, dai! Siciliano di Pusciano. L'ultima. Siciliano di Pusciano, di Lumonno paesano. Siciliano di Pusciano e Lumonno del mio mano. Grazie! Grazie! Sì, allora abbiamo presentato la band, ma loro alla chitarra, alla voce,
alla composizione, signori e signori, Maurizio e Giuseppe Calandra. Grazie. Bene, noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima volta. No, c'è Ivan Fiore ancora. Aspetta, chi? Ivan. Aspetta. Ragazzi, finalmente ci togliamo questo dente cariato, così finiamo almeno un minuto. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame et messieurs, signores e signores, ce l'abbiamo qui il signor Ivan Fiore! Grazie. No, due no. Mannaggia. Grazie signori, allora metti my way. Ora facciamo il disturbatore noi, dai. Che grazioso. Visto Giovanni che abbiamo uso l'asta. No, se Alza la metti vista. l'asta non ti vedi, Ivan. Guarda, possiamo disturbare ora noi, Ivan? No. Guai a non farlo. Ecco, allora. E allora? Mi puoi dare la chitarra? Io stasera voglio essere buono, Dammi la chitarra. non ti voglio disturbare, lo sai di solito. Intanto abbiamo creato durante un mortorio, noi abbiamo cercato di fare confusione, cioè diciamo che problemi ci sono? Pino. Questa è volgarità, avete ragione. C'è sta cosa di dire sempre succhi è terribile. Cioè. Ma che stai facendo, Ivan? Scusa. Niente, vi stavo spogliando. Aspetta, ti aiuto. Momento bellissimo, Guarda la sofferenza di fare una tutti. cosa sulla suocera e poi me ne vado, amore, dai, cioè. Ma la suocera è Giovanni, scusa. Ah, scusa, vero? Bella. No, ci sono anche i volumi, no? Hanno inventato i volumi apposta. Mannaggia. Abbassa. Manna, aspetta. Yeah. Allora, mi fai un ringraziamento alle aziende in stile? Ringrazio le aziende con la. Le aziende in stile con la. Allora, ringraziamo Time Azienda. Cioè, Tume o Time? Tutte. Quella è una M. Time, queste tutte. Sponsor. Tuma. Lo faccio e non sa leggere. No, fai quello che devi fare. No, dai. vai con le aziende. Sì, allora. No. Vai con le aziende, vai. Vai con le aziende, risparmiamo da tempo. Vai con le aziende. E vai. devo cantare a tempo. No, e vai. Io non ho il tuo tempo. Io ringraziamo Ottica Focus. Assolutamente, Grazie. un applauso. Io non so se qua c'è Calogero. Ce l'abbiamo? C'è Calogero? Eccolo là. Se questi occhiali sono non c'è. belli, là ha alzato la mano. Grande Calogero. Dov'è? È là. Vieni. Vieni. No. Sali sopra le testelle per Vieni, Calogero. Te lo dobbiamo. Vieni. Vieni. Se n'è andato. Già appena ti si capiva bene se ne no? Dai. Allora, ringraziamo Calogero di Ottica Focus. Ringraziamo a Fred Nicotra. Salutiamo New York e tutti i siciliani all'estero. Ciao Fred. Ringraziamo la VLS Solution di Emanuele Noto. La Tilt Up che ha fatto la diretta. La BPM Service di Castellammare del Golfo. Ringraziamo pure Via Vivaldi. Aldi. E ringraziamo All the West. West. Con l'occhio, che c'è un odore. Dai, troppo bello. Poi ringraziamo tutti quelli che si sono adoperati. Alcuni li vedete qua. Aspetta, questo è Fred da New York, che si sono adoperati con i camion, con i gruppi elettrogeni, con l'assistenza viveri, con i condizionatori, con le protesi, Però dobbiamo ringraziare Maurizio, in modo particolare il pubblico. Siete assolutamente meravigliosi. e tutte le aziende che ci hanno permesso di poter realizzare anche questa serata. Per un mondo più sicuro. E ora diamo spazio a Ivan. Dai. Dobbiamo ancora presentare Ivan. qualcuno. No, io faccio solo questo. Va bene questo. C'è solo pubblicità. Grazie. E andiamo, dai. Non voglio dimenticare nessuno questa paura, però. Te kill the loon, come si vuol dire. Tocchi il lato dolente della Non situazione. abbiamo ringraziato però Massimo Scalici o sbaglio? No, ma ora, anzi, lo Massimo. chiamiamo, qui ne approfittiamo. Vieni Massimo. Vieni di nuovo. Massimo. Chiamiamo Angelo Russo. Vieni qua, Angelo. Ma chiamiamo. Dov'è Giacomo Matranga? Dov'è Giacomo, dove sei? Dai che si avvicina il momento, Cosa dobbiamo fare, Ivan? Ci dobbiamo rompere le corde? Ah.
Cerese non la corda. Ho capito, rompici le corde. No. Vabbè, canto una mia canzone nel Allora, frattempo. Massimo, hai qualcosa da dire? Penso che sia doveroso. Ivan, tu tanto stasera non ti Allora, esibisci. intanto buonasera a tutti. Facciamo un grosso applauso No, a Massimo, no, ragazzi. già abbiamo fatto- Veramente. Sarò breve perché il tempo ne abbiamo. No, saremo brevi. Allora, cosa dire velocemente? È stato un'esperienza bellissima, ragazzi. Allora, quello che vedrete adesso ve lo riassumo velocemente. È stato un esperimento a 360 gradi, perché in realtà io questi due ragazzi giovanotti, diciamo così, li seguo dal punto di vista musicale da quando sono, diciamo, nati come entità Calandra e Calandra. Da quando Quindi- sono bravi. da quando sono bravi. E quindi cosa succede? Che ogni anno noi ci inventiamo qualche cosa che non abbiamo fatto l'anno prima. Questo 2 anni fa, durante il Covid, io intanto ho fatto un figlio, il terzo, eccetera, eccetera, e loro dice: ma perché non la facciamo versione western questa cosa qua? Si può fare, siccome io di solito mi sono sempre, come dire, curato tutta la parte video, ma dei miei brani proprio latini. Allora dice: te la sentiresti di farla questa cosa? Un esperimento pazzesco che se mi dicono adesso lo facciamo il numero 2, perché è stato proprio un'odissea. Però devo essere sincero, è stato stupendo lavorare con persone meravigliose quali Giovanni Cangelosi, Fabrizio, Valentino, ovviamente loro due, il mio braccio destro Sono io! Giacomo Matranga, Sono io! Pino Corrado, uno sceriffo pazzetto, Tommy, Benedetto l'uomo e Messi. tutti, non vorrei dimenticare qualcosa, ma erano Il veramente gigante buono, il tanti, gigante buono. tanti, cioè Gioacchino che ha fatto, ma tutti quelli che si sono, Vincenzo Baglio c'è tutto quello che succedeva, i cavalli, i nomi Quello dei che cavalli. stava litigando con Giacomo Matranga, come si chiama? Zitto. Il prossimo film, L'uomo ragno. E quindi, ragazzi, è veramente stupendo perché l'energia che c'era dietro, tutta la preparazione, tutta la realizzazione, è una cosa che questa veramente spero di poterla rivivere ancora. Spero che, insomma, possiamo essere esatto, assolutamente. Ora però basta, effettivamente è arrivato il momento di vederlo. Speriamo, no, ancora no. Allora, vi facciamo vedere un'altra cosa che abbiamo fatto quest'estate, visto che comunque... sì, sempre con Massimo Scalisci. Sempre con Massimo, visto che non si lavorava, ci siamo detti: ma perché non facciamo un film? E allora quest'estate abbiamo girato un film, fra l'altro girato ad Alcamo, e gli alcamesi si sono messi sempre a disposizione, li ringraziamo per quello che fanno per noi. Anzi, è stato sempre. girato fra Alcamo e Petralia. Ci dovrebbe essere una donna incinta, il merito è mio. Cioè, diciamo, Geraci Sicola, Petrolia Sottana. Geraci Sicola, perfetto. E quindi vi facciamo vedere il trailer, perché questo film io spero che abbia, come dire, la strada che... No, stavolta il film è veramente pronto. Stavolta, cioè, ci è voluto meno tempo a fare un film che fare questo videoclip. Quindi, ma anche se lui voleva dire abbia veramente meritato un successo. Sì. Allora, straordinario. lo posso velocemente presentare. Dillo con parole tue. Che facesse successo, Maurizio, dai, perché mi mette in difficoltà? Oh, che ci vuole a dirlo? Allora, è un film che mette insieme il ballo latinoamericano, perché dentro c'è un presenter, un personaggio molto molto famoso che si chiama Fernando Sosa, del mondo delle danze caraibiche, insieme a comici siciliani eccezionali. E niente, adesso ne vedremo un pezzettino, quindi speriamo Siamo poi curiosi, di vederlo a breve sulle piattaforme, quelle importanti. E niente, grazie veramente a tutti. Grazie a Maurizio, Peppe, i Calandra e Calandra. Ma quindi alla fine Ivan Fiore che sta facendo? Cioè, No, niente. però scusa, No, questo è saper capire il momento e tirarsi indietro. Umiltà. Io ho visto colleghi su questo palco che non hanno fatto ridere, hanno tentennato, e allora io umilmente Me ne vado. Ma noi ci vediamo subito dopo la prima proiezione.
balliamo